Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche questo venerdì nello studio di TV7 Match per una serata da passare assieme. Buonasera Ermanno. Buonasera. Buonasera. Tanti argomenti. Tanti argomenti questa sera, stiamo, come dire, riempiendo sempre di più la nostra trasmissione con tanti temi e tanti ospiti. Diciamo che ormai il mondo ci provoca e noi cerchiamo di seguire tutte le varie vicende che si stanno sviluppando in questo momento, perché vediamo che l'Afghanistan è finita una guerra che non si capisce perché è cominciata, vediamo tante situazioni che stanno sviluppando che non si capiscono, il Venezuela che è un'incognita, e quindi parleremo di tutti questi argomenti anche la prossima volta. Certo. Ma nel frattempo parliamo dei nostri eventi storici e presentiamo i nostri ospiti. Certo, presentiamo subito gli ospiti. Buonasera Ilario Simonaggio della CGIL del Veneto, buonasera Simonaggio, grazie di essere qua con noi, grazie a Mattia Donadella, buonasera. Buonasera. Opzione Zero, questa sera anche in veste di no TAV, no grandi opere possiamo dire. No? Buonasera a Giacomo Cusumano, buonasera Movimento 5 Stelle, buonasera a Marcello Bano, buonasera esponente della Lega del Veneto. Allora questa sera il tema diciamo dell'apertura sarà dedicato alle infrastrutture, appunto alla il tanto discusso TAV, il treno ad alta velocità, in particolare la questione della Lione-Torino, ma come giustamente diceva Ermanno, apriamo con le nostre ricorrenze storiche, il nostro spazio dedicato anche al ricordo. Allora sentiamo di che cosa parliamo nella sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 30 gennaio 1933. Adolf Hitler viene nominato cancelliere. Leader del partito di maggioranza relativa, resterà al potere in Germania per 12 anni, mettendo in atto i peggiori crimini contro l'umanità del XX secolo. 31 gennaio 1910. Nasce a Como Giorgio Perlasca, l'uomo che riuscì a salvare dalla deportazione nei lager nazisti migliaia di ebrei ungheresi. 27 gennaio 1945. I soldati dell'Armata Rossa aprono i cancelli di Auschwitz e svelano al mondo gli orrori che si sono compiuti nei campi di sterminio. Ecco, dunque tre ricorrenze diciamo collegate tra loro, anche se in tempi diversi e con, come dire, anche con motivazioni diverse, però tutto inizia con l'elezione di Adolf Hitler a cancelliere. E allora abbiamo preparato un servizio per introdurre il tema, lo ascoltiamo assieme. 86 anni fa, il 30 gennaio 1933, Adolf Hitler veniva nominato cancelliere della Germania dal presidente della Repubblica Paul von Hindenburg. Hindenburg, malato e contrario a Hitler, non aveva avuto altre alternative nel tentativo di risollevare la Germania dopo la crisi economica del 29. Malessere e sfiducia avevano spinto tanti tedeschi a cercare risposte sostenendo movimenti politici estremisti. A sinistra il Partito Comunista, a destra il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, più noto come partito nazista, che nel 1932 diventa partito di maggioranza relativa. Una volta salito al potere però Hitler pone fine al sistema democratico, decapita le SA e crea le SS che arrestano ed eliminano fisicamente i leader delle forze d'opposizione. La Santa Sede, rappresentata in Germania dal nunzio apostolico Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, cercava il riconoscimento della Chiesa romana tramite un concordato. Aveva fatto alcuni tentativi con i governi precedenti, ma senza successo. Pacelli prospetta allora a Hitler una sorta di scambio, il riconoscimento della Chiesa in cambio dell'appoggio politico del partito di centro per l'approvazione della legge sui pieni poteri. Ma il concordato impone inoltre il ritiro dei cattolici da qualsiasi azione sociale e politica, per i vescovi tedeschi il ritiro delle denunce contro Hitler e il suo nazionalsocialismo, lo scioglimento del partito di centro.
Hitler nel 1933, dopo la nomina, invia a Roma il proprio vice cancelliere Franz von Papen, nobiluomo cattolico, per iniziare i negoziati per il concordato. L'accordo viene formalmente firmato da Pacelli per il Vaticano e da Franz von Papen per la Germania il 20 luglio a Roma. Un concordato determinante per l'ascesa di Hitler, che con i pieni poteri aveva potuto dichiarare lo stato d'emergenza e instaurare una dittatura. Così il Vaticano, nella persona di Eugenio Pacelli, grazie all'apporto dei rappresentanti politici del Partito Cattolico, consentì a Hitler di diventare un dittatore nella consapevolezza che questo mandato andava contro la Costituzione tedesca. Per 12 anni Hitler terrà il potere in Germania, sarà l'artefice dei peggiori crimini contro l'umanità del XX secolo, colpendo popolazioni slave, testimoni di Geova, ortodossi, oppositori politici, massoni, omosessuali, disabili fisici e mentali, rom ed ebrei. Insomma, ecco, in questo servizio ripercorriamo quella che è stata la strada e quelli che sono state anche, come dire, i passaggi importanti nell'ascesa di Hitler al potere e in questo caso mettendo in evidenza quello che è stato, come dire, il ruolo anche del Vaticano, Simonaggio. Non c'è dubbio, c'è anche quello che è stato pagato con i patti lateranensi in Italia 29, 4 anni prima delle dimostrazioni, in realtà che questi regimi autoritari, dispotici, costruiscono un pezzo di consenso con alcuni che non fanno l'opposizione e che pensano che sia a passare la nottata, in qualche modo ipotizzano che i principi liberali durino poco, insomma, e non si rendono nemmeno conto della gravità dello scenario, insomma, anche se c'era tutto il contesto che a chi voleva vedere l'aveva visto, insomma. Vacilla il fascismo dopo l'uccisione di Matteotti, ma in realtà anche su quell'onda lì forse tutto il dibattito sull'Aventino eccetera già dimostrava che eravamo in presenza di qualcosa che avremmo pagato a caro prezzo, insomma. Poi ci sono gli errori che vengono prima e poi le storie si accavallano. È chiaro che i danni di guerra pretesi il pagamento alla Germania aiutano in qualche modo, insomma, un pezzo di quella vicenda di intere generazioni di ritorno, insomma, in cui la guerra è stata vista, sto parlando della prima, in questo certo. caso come l'idea di un pezzo di rivoluzione, insomma, un po' vale per l'Italia e vale per la Germania, però siamo in presenza. Quello che spiace è che se poi la rapportiamo ai giorni nostri c'è ancora chi nega l'Olocausto, chi fa finta di dimenticarsi che quest'anno ricorrono gli 80 anni delle leggi razziali, perché poi questa storia andrebbe letta spiegando ai giovani, insomma, vedo molti giovani razzisti e fascisti e vedo poi un governo che si accanisce contro 47 cristi su una nave per 15 giorni e dice adesso l'ultima novità, insomma, che fa amaramente sorridere, che è una decisione collegiale, e quindi in qualche modo si dice una cosa a settembre, mentre in realtà la regola sarebbe fatti processare nei processi, perché noi abbiamo avuto per 20 anni uno che è fuggito dai processi, mi sto riferendo a Cavaliere Berlusconi, cioè accettano in qualche modo di scendere nella plebe, e quindi così imparano anche come funziona la giustizia italiana, perché poi per un licenziamento illegittimo magari un lavoratore deve aspettare 10 anni per avere una giusta sentenza. Certo Simonaggio. Marcello Bano, le immagini mostrano delle piazze affollatissime, non vorrei aprire il dibattito sui migranti, ne parliamo dopo nell'ultima parte della trasmissione, ma vorrei invece ritornare qui si vedono delle piazze piene di gente e ci si domanda com'è che una persona, un personaggio come Hitler sia riuscito a convincere, a coinvolgere tutti quanti. Innanzitutto era un formidabile comunicatore, aveva una forte personalità e comunque riusciva a interpretare il consenso della gente, però a me fa un po' sorridere, per non piangere, perché di tutte le questioni che giustamente citava l'ospite è mancato un piccolo particolare che era anche le foibe, che però non sono state citate, che sono state negate dall'ANPI, e anche questo dà un po' qualche brutto segnale, e questi paragoni anche con i migranti, 47 poveri cristi, no, ma io a volte rimango abbastanza
perplesso da questi paragoni che si fanno. Allora, è fuori di dubbio che è stata una tragedia la seconda guerra mondiale, e anche la prima è stata una tragedia immensa. Io non mischierei le questioni che sono successe dal 1933 in poi fino al 1940 con quello che sta succedendo adesso con i migranti, perché veramente si fa un torto agli ebrei, si fa un torto alle leggi razziali, a quello che ha portato a questo paese, che ha impiegato anni, decenni per tirarsi su. Io starei un po' attento a fare questi paragoni. È fuori di dubbio che purtroppo la storia si ripete quando la politica non riesce a dare risposte, l'abbiamo già visto in qualsiasi epoca, arriva il governo totalitario, arriva l'uomo forte al comando, e questo è un dramma per tutti, perché vuol dire che la scienza civile, come diceva qualcuno, ha fallito, e allora si cerca la persona forte al comando. Questo è un problema, è un grosso problema. È un problema che deve farsi carico la classe dirigente, però io non mischierei le cose, perché veramente si fa un torto a tutti, a quei poveri, veramente quelli lì sono poveri cristi che sono stati messi nelle camere a gas. Cioè, questa è una vergogna, e non i 47 migranti che pensano di venire nel nostro paese pensando che fosse il paese del Bengodi, vitto, colazione, pranzo, cena pagata. No, ce li ho io a 90, lei non ce li ha, lei non ne ha neanche uno in casa sua, non ne ospita neanche uno in casa sua. Beh, lei non io non ho niente, io ho un cassa, io sul mio comune ho un cassa, sai cos'è un cassa? Sì, sai cos'è un cassa? Ma lei parli delle cose che conosce. Un centro di accoglienza straordinaria, sì, appunto perché lo so. Io non mi sono rivolto a lei, dai. No, lei si è rivolta anche a me, perché io sono un militante della Lega Nord, quindi parlo a nome e per conto di un partito. Allora c'è un ministro dell'interno che ha fatto un accordo di programma dove ha detto non sbarcherà nessuno, e adesso lo volete mettere sotto processo. Questo è un processo politico, e se permette io mi sento preso in causa, perché io sono un amministratore, ma sono prima di tutto un politico, un militante della Lega Nord, e quindi io sono preso in causa, perché finalmente abbiamo una persona che dice e fa quello che dice. E quindi io sinceramente non accetto, no, processo sì, processo no, che dopo con la Severino non può neanche essere ricandidato. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo tornando, è un argomento che affronteremo più tardi, però adesso restiamo sull'evento storico di un personaggio che, guarda caso, per motivi di politica internazionale tra il papato e la Germania, improvvisamente questo si trova ad avere i pieni poteri. Ecco, chi altro mi può dare una risposta, prego. Sicuramente i pieni poteri li ha ricevuti da un mandato popolare molto forte, dovuti ad un periodo di crisi in cui la gente comunque era stufa, voleva delle risposte, e quindi si è trovata poi ha trovato questa personalità molto forte, molto egocentrica, e si sono fidati i tedeschi. Oggi la memoria in Germania è molto viva di quello che è successo, più che in Italia. In Germania tengono molto di più a sottolineare quello che è successo in quegli anni, la drammaticità. Io personalmente ho la fortuna di avere una nonna ancora in vita di 92 anni che ha vissuto tra Venezia e Chioggia il periodo della guerra che abbiamo avuto qua in Italia, e mi ha raccontato delle storie che sinceramente io consiglio a tutti di ascoltare, di andare a cercare questi percorsi. Lei che si difendeva dalle bombe, le schegge delle esplosioni, buttarsi nelle barche tra Chioggia e Venezia sotto un ponte magari, e quindi riuscire con la barca a essere un po' riparati, e dove non riparava il ponte ci si buttava in acqua, e porta ancora i segni delle schegge in fronte, nelle mani, di queste esplosioni. Oppure tutti i morti che ha visto, americani che sono stati uccisi da parte dei tedeschi, ma non solo. La visione della guerra da parte di un cittadino, come in questo caso era mia nonna, devo sottolineare che dalla sua esperienza diretta si evince che lei non è stata né con i fascisti e né con i partigiani, perché non c'era in quel momento una visione così chiara della guerra. I partigiani, per esempio, mia nonna ha una visione positiva per alcuni lati, ma estremamente negativa per le provocazioni che i partigiani mettevano in atto a Venezia,
per magari uccidere 10 militari tedeschi che poi andavano a riversarsi su 100 cittadini normali. E questo l'ha visto con i suoi occhi, ha visto delle scene orribili che non racconto, anche perché siamo in prima serata e sarebbero veramente pesanti, ma il cittadino che si trova a vivere una situazione del genere, vi posso assicurare che è talmente spaesato, che è rilegato a una minoranza e all'esercito e allo Stato l'appartenenza politica, ma quando ci si trova in mezzo a una guerra non si è né di destra né di sinistra nella stragrande maggioranza dei casi. L'unico problema che avevamo era il fatto di fare la tessera fascista per avere i pasti, per essere tutelati, però l'altro mio nonno, che è mancato, per esempio, è stato fermato qui a Padova, perché lui andava da Vigonza a Saonara per portare gli zoccoli, perché lui lavorava, il Socoar si chiamava all'epoca. È stato fermato dai fascisti, che gli hanno puntato la pistola alla testa, perché era in età da partigiano, perché aveva 22-21 anni, insomma. E quindi si è trovato a vivere delle situazioni sulla sua pelle con cui lui non ha mai voluto schierarsi, né dalla parte dei fascisti né dalla parte dei partigiani, ed è rimasto un cittadino. Dopo quell'evento mio nonno non ha parlato per una settimana. Per farvi capire l'effetto del terrore, della morte che si provoca. Quindi è questo il ricordo che deve restare vivo, che la guerra deve essere evitata a tutti i costi, sempre, e questo è il messaggio più importante, secondo me, che mi hanno trasmesso i miei nonni, che ho avuto la fortuna appunto di avere dei nonni che mi dicessero questo. Il problema del negazionismo, che ancora adesso, diciamo così, tra i corsi e i corsi storici c'è ancora chi, no? Sì. Infatti la preoccupazione, cioè il problema non è tanto la memoria, la retorica delle ricorrenze eccetera, quella di inverare in qualche maniera nella realtà attuale quelli che sono i valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo, che sono anche i miei valori. Io starei attento a mettere la resistenza sullo stesso piano, del fascismo, perché sono due cose diverse, ma appunto, il cittadino fa fatica a percepire. C'è una gran parte, ho capito, bisogna un po' spiegarle, visto che sua nonna le ha raccontato le cose, doveva aver capito com'erano le questioni, perché può anche essere che nella tragedia della guerra, della resistenza, siano successi misfatti da una parte e dall'altra, dal punto di vista delle vendette eccetera, però è indubbio che c'era una parte che lottava contro la barbarie e una parte che invece era la barbarie. Questo non è che facevano girare i cadaveri dei tedeschi sui canali di Venezia con scritto fatemi passare. Non l'ho interrotta, abbia pazienza, poi reinterviene. Certo. Allora, quindi questa è la questione. Il problema è che sia il razzismo sia il fascismo sono tornati in auge nel mondo e anche in Italia, e il problema lo si vede soprattutto anche in Europa. L'esponente della Lega giustamente dice non si può mettere sullo stesso piano la questione dei migranti con la questione delle camere a gas. Giusto, sono due cose diverse, ma ricordiamoci che comunque esistono interlocutori della Lega Nord, e mi riferisco per esempio a Orban, che vuol dire un interlocutore. Cosa c'entra la C'entra perché voi avete come interlocutore un personaggio che si richiama direttamente a quel tipo di ideologia, quindi camera a gas. No, si richiama, al fascismo e al nazismo, Orban. È un presidente eletto. Vabbè, presidente eletto, però io non me lo vado a cercare, no. Mi sembra che sia uno dei vostri interlocutori prediletti per quanto riguarda tutto il discorso del sovranismo in Europa. Questo è un dato di fatto, nel senso, la vicinanza che avete voi con tutta una serie di settori sociali, anche nelle tifoserie del calcio, che si richiamano a questo tipo di ideologia, c'è. Quindi la questione non basta solo porsi la questione della memoria e delle ricorrenze, bisogna mettere un confine molto chiaro e non dare spazio alcuno a questa forma di ideologia, perché abbiamo visto quello che può creare. Cosa c'entra con i tifosi di calcio? Torniamo al tema. Allora, sì, in effetti poi queste situazioni politiche rimangono nella testa di molti e spesso non vengono ricordate per la tragedia che hanno creato. E quindi i giovani magari sono ideologizzati ma non capiscono la gravità della situazione che tutto il mondo ha subito a quell'epoca. Ma torniamo al discorso di Hitler, quando viene
gli viene affidato il governo appunto dopo le elezioni e lui ottiene una discreta posizione. Hindenburg è assolutamente contrario di dare il potere a Hitler, però non ha alternativa e quindi diciamo creano una coalizione di destra che consenta a Hitler di poter governare. Ricordiamo che a quell'epoca i governi duravano 6 mesi, quindi ne abbiamo un'elezione a settembre del 32 e abbiamo un'elezione a marzo del 33 e quindi Hitler peraltro viene aiutato dagli stessi americani nella campagna elettorale, perché solo Ford, che era simpatizzante di questo personaggio, lo finanzia con 30 milioni di dollari. E il dollaro, ripeto, ma l'ho detto altre volte, valeva 4 miliardi e mezzo di Deutsche Mark, quindi il dollaro trasformato in Germania poteva dare un potere di acquisto di voti notevole, ma nonostante questo non riesce a avere la maggioranza assoluta. Hindenburg sta per morire, quindi non è più in grado di gestire la politica ed è l'unico garante effettivo della politica tedesca e Hitler le prova tutte. Abbiamo sul tavolo la richiesta da parte del Vaticano del famoso concordato che si era già trasformato in patti lateranensi in Italia e in quell'occasione Hitler ne approfitta in maniera molto furba. Cosa fa? Lo rifiuta, anche se ha necessità di scriverlo, ma non lo accetta subito, lo rifiuta. E quindi Pacelli, che è appunto il segretario di Stato ed è nunzio apostolico in Germania, insiste e su questa insistenza Hitler ci gioca, no? E allora pone una condizione. Lui vuole avere i pieni poteri, perché Hindenburg sta per morire, quindi lui vuole diventare quello che comanderà assolutamente tutta la Germania. Ed è un atto anticostituzionale, nonostante questo però stanno trattando. E Pacelli, ricordiamo che in Germania c'era il partito di centro, che si chiamava Zentrum, che coalizza una notevole quantità di cattolici e abbiamo i vescovi che si interessano direttamente del partito, non è come adesso che stanno defilati, si interessavano direttamente del partito ed erano contrari al partito nazista. E allora Pacelli scavalca tutti e fa trattative segrete con Hitler, tramite ovviamente dei responsabili, e arriverà a convincere Hitler a firmare. Ma Hitler una volta dice firmo e una volta nega di firmare. E dice prima, dovete darmi i pieni poteri. E la quantità di voti che aveva il partito di centro era necessaria per ottenere il 75% e quindi dare i pieni poteri a Hitler. E gli cedono, ma senza firmare alcun concordato. Dopodiché Hitler alza il tiro e dice volete la firma? Allora dovete sciogliere il partito di centro. Era l'unico partito che resisteva contrario al nazismo, gli altri avevano ceduto. E riesce a farlo chiudere. E quindi ordinano al partito di centro di dare le dimissioni e non fare più politica. E questi tutti i cardinali, salvo 2, tutti i vescovi, salvo 2, sono contrari a questo atteggiamento perché temono il partito nazista. Ma il partito nazista nella fase di trattativa ha già combinato qualcosa. E la notte dei cristalli, no? È la notte dei lunghi coltelli, quindi sono dei massacri che stanno facendo. E quindi il Vaticano dovrebbe domandarsi se vale la pena fare accordi con questo personaggio. E allora Pio XI pone una questione molto importante. Dice, siccome nei patti lateranensi Mussolini non ha adempiuto a quelli che erano i patti, allora noi mettiamo una penale. Qualora i patti non vengono rispettati con la Germania pagherà una penale. E lì nasce tutta una discussione.
quando finalmente Hitler ottiene lo scioglimento del partito di centro, manda un suo addetto, no? Von Papen, con una stesura di Patti Lateranense completamente sconvolta, e a Roma vengono comunque firmati, ma scatenano un altro fattore, ancora più importante, perché i protestanti, che sono la maggioranza in Germania, protestano, dice: come avete riconosciuto la Chiesa Cattolica, noi chi siamo? Quindi c'è un trascinamento verso il nazismo anche degli altri, è una specie di corsa a non perdere il posto. Nei patti, nel concordato c'è un accordo che però Pacelli è riuscito a ottenere, che comunque l'organizzazione della gioventù cattolica rimanga, non venga cancellata come invece tentava di fare Mussolini in Italia. E lui tranquillamente, Hitler firma, non c'ha nessun problema, perché immediatamente dopo fa una legge che dice: chiunque può fare una propria organizzazione, la massima libertà. Però gli iscritti si possono iscrivere solo a una associazione. Allora, ognuno può scegliere, certamente la gioventù hitleriana era quella che assorbiva la maggior parte dei consensi, altrimenti se ti iscrivevi all'Azione Cattolica purtroppo la tua strada era totalmente impedita. Ecco, questa è la situazione. Da lì Hitler ha avuto poi tutta l'ascesa del potere che abbiamo visto e i guai che ha combinato. Ma Hitler era stato 2 anni in manicomio dopo la Prima Guerra Mondiale, e quando andò al potere fece demolire completamente il manicomio e fece uccidere tutte le persone che ci lavoravano dentro, le tracce, per cancellare qualsiasi memoria. E poi c'è un bellissimo libro che è uscito recentemente, che parla della quantità di droghe che il buon Hitler a cui veniva somministrato, che erano sostanzialmente le anfetamine, e quindi il titolo del libro è I tossici, cioè le tonnellate di anfetamine che la Germania produceva per creare il soldato perfetto. E quindi questi poveri tedeschi, che io li metterei tra i perseguitati, scemi ma perseguitati, hanno fatto delle guerre e si sono autoannientati, perché sono stati milioni di morti nelle guerre tedesche. È vero che Hitler le ha fatti, ma ricordiamo che Hitler non era nemmeno tedesco, era austriaco, e questa è un'altra incognita. Certo. Ma lasciamo perdere adesso questo. Ci sono altri 2 avvenimenti che si collegano, che non sarebbero successi se questo personaggio non avesse avuto i pieni poteri, e quindi né il nostro padovano Giorgio Perlasca né Auschwitz ci sarebbero stati. Quindi andiamo avanti. Sì, certo. Allora, appunto, c'erano persone, appunto, c'è stato personaggi come Hitler, ma ci sono stati anche quelli che vengono chiamati i giusti, no? I giusti del mondo. Giorgio Perlasca è uno di questi, ha salvato migliaia di ebrei ungheresi, e noi lo ricordiamo con una breve intervista che ha rilasciato nel 1990. Ascoltiamo. Ho fatto lavorare per la legazione di Spagna, e che rientrando quella stessa mattina dal Ministero degli Interni, dove ero andato accompagnato dal legale della legazione spagnola a cambiare la cittadinanza da italiana a spagnola, quando sono arrivato davanti alla legazione ho visto che c'era una moltitudine di gente fuori nell'androne, nel cortile, nei corridoi della legazione. Ho domandato all'avvocato, che era illegale, no? Che cosa succede? Dice: sono tutti ebrei che chiedono protezione, però noi non possiamo far niente perché l'unico cristiano è il Sans Brice, quello è un diplomatico di carriera e certe cose non le fa, ritiene di non poterle fare, insomma, probabilmente è giusto anche. E allora, dopo
pochi minuti ci ho pensato sopra, gli ho detto che se avete bisogno di un cristiano per organizzare questa protezione io mi metto a disposizione, e così ho cominciato. Ecco, così ha cominciato Perlasca, che tra l'altro anche lui racconta la sua storia, la rende nota solo a distanza di tanti anni, Simonaggio, questo suo ruolo che assume, diciamo tra virgolette, abusivamente, no? All'indomani della guerra c'è tutta una letteratura che spiega che anche gli italiani non vogliono sentir parlare, vogliono dimenticare. Cioè, io ho avuto il piacere di conoscere per esempio Bozzato, Luigi Bozzato di Pontelongo, uno dei deportati di Auschwitz e Mauthausen, con cui ho fatto un viaggio della memoria. Ricordo quest'uomo a gennaio che si è spogliato in mutande e si è vestito con il famoso pigiama a righe con il numero che aveva conservato, e lui in realtà comincia a parlare alla fine degli anni 60, cioè lui si rende conto, dice: sono tornato da una larva umana, pesavo 43 kg, avevo solo ossa e un po' di pelle, e i suoi concittadini che gli dicono: adesso basta, cioè non vogliamo, cioè abbiamo patito così tanto che vogliamo lasciarci alle spalle questo periodo. Quindi in realtà abbiamo un 15-20 anni in cui dopo invece comincia quel percorso chiamato della memoria, in cui chi ha partecipato, io ho avuto la fortuna di avere mio padre che mi ha raccontato le efferatezze degli Ustascia. Mio padre parte a militare nel 1939 con l'esercito italiano, prima di finire il militare scoppia la guerra, viene mandato con la leva obbligatoria nella zona del Quarnaro ed è uno dei primi che entra a fare le efferatezze in Serbia, perché va sicuramente condannato chiunque nega le foibe, però bisogna anche prestare l'attenzione a cosa che è successo prima. Il padre mi racconta di orrori indicibili, civili morti vivi a decine e decine, ammazzati con lanciagas dell'Ustascia, solo per il fatto di essere accusati di essere collaborazionisti di partigiani di Tito. Siamo nella Jugoslavia centrale e siamo negli anni che vanno dal 40 al 43. Poi quando arriva l'8 settembre andrebbe raccontato anche quella vicenda, perché è una vicenda in parte tragica, in parte particolarissima anche per come si posizionano. Lo dico anche senza... Per esempio il contributo dei militari a quella che è stata la resistenza viene magari poco valorizzato, in realtà invece buona parte dei combattenti sono ex militari che a un certo punto decidono di salvare l'onore dell'Italia, la chiamo col nome che va dato, l'onore dell'Italia. Quindi l'Italia siede nel 1945 tra le forze che hanno vinto la guerra, grazie in qualche modo non certo al re Savoia, di cui da vergognarsi sempre, che scappa, come sappiamo, in una fuga disordinata a Brindisi, si mette in salvo e abbandona il paese, ma in realtà di quella parte anche di esercito e poi di monarchici, liberali, compresi ovviamente socialisti e comunisti, che combattono per restituire la libertà. Insomma, poi è meglio che siamo chiari, insomma, meglio non fare nessun revisionismo storico, che le memorie restino pure divise. Certo che, e chiudo, io prima quando ho fatto l'esempio dei 47 Cristi sto pensando a un'Africa che avrà nei prossimi anni 375 milioni di giovani in età di lavoro, che o si apre per l'Europa l'argomento Africa, lo si apre per davvero, visto che noi in qualche modo siamo una portaerei nel Mediterraneo, con tutte le conseguenze, con una politica estera dignitosa e degna di questo nome, e gli aiuti sono aiuti per davvero, ovviamente perché restino a casa loro, fermo restando, ripeto, che uno degli altri nodi è che noi in realtà siamo tornati a essere un paese di emigrazione. Sono molto di più negli ultimi 2 anni i nostri giovani che vanno all'estero di quelli che arrivano in questo paese, ed è un altro tema che andrebbe approfondito. Ho inserito gli altri elementi, ma ho voluto allargarmi per dire che insomma, la storia insomma, è maestra di vita, ma va letta a tutto tondo, non solo il pezzo che interessa. Certo, che Simonaggio aggiunge argomenti su argomenti, e tra l'altro il tema proprio anche quello del ricordo, la giornata del ricordo, ne parleremo la prossima settimana. Ma Ermanno Perlasca non è stato l'unico, è uno per fortuna dei
dei tanti che si sono prodigati, che hanno aiutato. Sì, sicuramente, ecco, questa, ma chiamiamola cultura diffusa, cioè ognuno rispondeva a se stesso, quindi c'erano persone sicuramente come tutti in tutte le comunità, in tutti i popoli, che seguiva un'ideologia che era un'ideologia di strage, ma c'erano molte persone invece che si comportavano in maniera completamente diversa, e per Lasca era iscritto al partito fascista, quindi, ma ha una propria coscienza, una propria indipendenza psicologica che va premiata in questo senso. Però credo che per quanto sforzo noi facciamo per capire quell'epoca, difficilmente riusciamo a ricostruirla, perché l'uomo non valeva niente, né quando era fascista né quando era antifascista, l'uomo non contava nulla. E l'abbiamo visto anche nel dopoguerra, insomma, in Sicilia la gente è stata ammazzata solo perché chiedeva 500 lire di più al mese di stipendio. Gli stipendi andavano a 3.000 lire al mese, il paese vicino invece, perché non c'erano trattative sindacali diffuse, davano 3.500 lire, e loro si sono rivoltati, hanno fatto una manifestazione, la polizia è andata e ha fatto 14 morti, mi pare. E siamo in un paese ormai sulla strada democratica, ma ancora allora l'uomo non contava nulla. Adesso hanno aperto i Sassi di Matera, no? E bisogna andarli a vedere, ma non andarli a vedere con l'occhio del turista, perché vuol dire non capire niente. Fanno degli spot che fanno orrore. C'era gente che dormiva dentro, ma dormiva in condizioni impossibili, dove le malattie si sviluppavano in maniera mostruosa, e ancora negli anni 50 i Sassi di Matera erano abitati. Eravamo andati in Eritrea, in Somalia, in Libia a far danni, però non si era ancora capito che a Matera c'era gente che aveva dignità e che aveva bisogno di una casa. E viene fatta appunto negli anni 50, perché De Gasperi si spaventa, si inorridisce, nessuno sapeva di questa cosa qua, veniva taciuta. Questo era il diritto dell'uomo di 70 anni fa. E siamo cresciuti molto, però consideriamo che quelli che vengono qui sono quegli uomini là, abbiamo la stessa mentalità. E poi io toglierei, sempre per rispondere al nostro ospite, il concetto di aiuto. Se voglio distruggere un popolo, lo aiuto. Io a un popolo do le opportunità. Parleremo la prossima settimana degli scandali delle onlus che si sono mangiati milioni e miliardi di dollari, no? Io non credo che quando uno ha le mani piene di soldi non gli si attacca ai polpastrelli qualcosa, no? Invece, se noi diamo opportunità, la gente è in grado di gestire il proprio lavoro. Gli do l'opportunità di lavorare. Costruisco una fabbrica e allora creo una regola. E quando creo questa regola potrò aggiustarla, migliorarla, peggiorarla, ma creo una regola. Se io mando qualche cosa e faccio piovere dall'alto, e ho esperienza diretta, soffoco l'economia locale, perché se io regalo tonnellate di riso, il riso non lo coltiva più nessuno, perché nessuno è in grado di superare il valore di mercato, no? Ecco, quindi tutte queste cose qui che vanno bene per l'urgenza, c'è un bambino che sta male, si fa, dopodiché si crea un tessuto economico che invece in Africa questo tessuto economico è stato distrutto in tutti i secoli precedenti, partendo dall'antica Roma. Hermano, qua il tempo scappa via. Sì. Facciamo un volo sull'ultimo. Sì, eccolo qua, no? La scoperta di Auschwitz il 27 gennaio, che poi appunto è la data scelta per la giornata della memoria, e noi la ricordiamo con una poesia
di Primo Levi, Se questo è un uomo, la voce è di Arnoldo Foà. Sentiamo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per la via, quando vi coricate e quando vi alzate. Ripetetele ai vostri figli. Ecco, questa poesia di Primo Levi, parole che toccano e che ribadiscono appunto questa importanza di ricordare, di raccontare. Direi che possiamo chiudere qui questa nostra pagina dedicata alle ricorrenze storiche. Sì, passiamo in pubblicità, ma ricordiamo ai telespettatori che parleremo subito dopo del TAV o la TAV, come viene normalmente chiamata, cioè se è necessario, non è necessario, se vale, se i costi che noi affronteremo per fare questa magnifica opera vale la pena oggi, visto lo stato di fatto, oppure no, e quindi avremo gli ospiti che ci daranno il loro parere e ci daranno documentazione. Certo, e ci aiuteranno a capire anche. Bene, un attimo di pubblicità, torniamo subito, tra poco.